L'emergenza coronavirus condiziona anche i piani sanitari per affrontare il caldo e l'afa dei prossimi giorni. Le ULSS, recepite le linee regionali, hanno già approntato il sistema di intervento che passa, come ogni anno, attraverso il riconoscimento delle categorie più fragili, ovvero bambini dai 0 ai 4 anni, anziani oltre i 75 anni e pazienti con patologie. Su queste persone viene fatta una formazione, vengono istruiti a comportamenti adeguati, comportamenti sani, che servono a evitare le conseguenze delle ondate di calore. Ogni anno, soprattutto per i più anziani che vivono in abitazioni senza aria condizionata, si interveniva con gli operatori per accompagnarli nei centri diurni, strutture per al momento ancora chiuse per le misure anti-Covid. Questo in questo momento non possiamo attuarlo, speriamo che normalizzandosi, e lo speriamo tutti, la situazione del Covid, sia possibile riaprire questi centri e quindi avere anche questo strumento in più che è sicuramente importante. Anche le case di riposo venivano in aiuto in queste situazioni, aprendo le proprie porte agli anziani. Quest'anno, con l'emergenza ancora in corso, diventa necessario, spiega la dottoressa Bonato, individuare con anticipo quei cittadini che hanno bisogno di questo tipo di supporto. Se poi dobbiamo anche trasferirli nei centri servizi, queste persone vanno sottoposte a un tampone diagnostico e vanno tenute in quarantena, quindi non è che possiamo inserirle tranquillamente in un centro servizi perché vanno comunque sottoposte a uno screening.